L'operazione Reset. Da quella indagine sono poi scaturite altre ulteriori indagini che alla fine hanno portato oggi all'arresto di 15 persone. Ma già prima erano avvenuti ulteriori arresti in flagranza di reato. Questi 15 soggetti sono per lo più albanesi, ci sono 3 catanesi, 3 romani, ma la restante parte di questa organizzazione è composta da albanesi. Costoro hanno trasportato della sostanza stupefacente del tipo marijuana dall'Albania qui in Italia e sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, circa 3.500 kg, che significa che smerciati avrebbero consentito un guadagno, un introito di circa 70 milioni di euro. E vi è per noi un motivo, direi quasi di soddisfazione, tratto dall'esodo delle intercettazioni telefoniche. In una di queste intercettazioni questi malavitosi commentavano che ormai non era possibile continuare qui questo loro commercio, poiché appunto l'attività di contrasto nostra della Guardia di Finanza era tale che non potevano tranquillamente portare avanti questa loro losca attività e pensavano quindi di trasferirsi altrove e in particolare pensavano di trasferirsi in Spagna.